Grazie anche a te Aurelio. Adesso sicuramente passo il microfono a Nick, ma ne approfitto per evidenziare un aspetto che tu hai già anticipato, ma sul quale con José Villari ci stiamo lavorando, anzi è più un'idea sua che mi ha entusiasmato. A proposito di una delle tue proposte legate al coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani come reporter, come intervistatori, ma poi magari siccome José Villari che è Todomodo, questo editore che è stato coinvolto come media partner in questo progetto, siccome anche lui avrà la possibilità di poter fare il suo intervento, magari se ne ha voglia può darci qualche anticipazione su alcune sue idee. Bene, grazie ancora ad Aurelio e adesso il microfono a Nick. Che magari dico io ringrazio perché ha fatto questa levataccia, ma so che lui ci teneva moltissimo ad essere presente e quindi benvenuto qui a Messina a Spazio Lilla. A te Nick. Grazie Davide, sono Nick Panzarella, come sentite dall'accento non sono cresciuto con il siciliano né l'italiano, sono cresciuto a Houston nel Texas. Senza tutte queste lingue d'eredità. Mio nonno è nato a un paese che si chiama Montemaggiore, Belsito, nelle Madonie. Parlava siciliano, infatti mia nonna, che era genovese, si è imparato il siciliano e parliamo un inglese qua con un paio di parole tipo sordi, i sordiceddi. Mischiato con l'inglese qua e io come ho un figlio ora ha solo 7 mesi, quando ho saputo che mia moglie è stata incinta, ho deciso di non solo insegnare il siciliano e l'italiano al mio figlio, però ho deciso di parlare queste due lingue senza l'inglese a mio figlio. È una cosa che sarebbe un po' pazzo, però un figlio a 18 anni a crescere, allora la lingua può crescere con questo figlio. E qua negli Stati Uniti faccio pure un canale su YouTube dove parlo solo in siciliano e dimostro il mio percorso con la lingua, anche perché non ho visto nessun canale su YouTube solo in siciliano 100%, eppure con sottotitoli in siciliano. Allora, quello che faccio io è per me, per allenarmi, per esercitare la lingua, ma anche per dare qualcosa alla comunità, non solo in America, ma pure in Sicilia, perché ancora ci sono oggi siciliani che crescono senza la lingua siciliana. Io ho studiato la linguistica a New Orleans, nella Louisiana, e pure a Bologna. Ho lavorato con un paio di lingue che stanno in via di estinzione, tipo il bolognese, tante lingue indigene qua negli Stati Uniti, e vedo che il siciliano, se non cambia percorso, sarebbe una di queste 1000 lingue che moriscono nei prossimi anni. Allora ho deciso di fare tante cose qua con la lingua. Pure abbiamo organizzato un'altra settimana del siciliano, una settimana del siciliano più internazionale, per incoraggiare la gente a usare la lingua siciliana ogni giorno con sconosciuti. Tipo abbiamo preso il modello dei baschi che fanno una cosa ogni 2 anni per spingere la gente a usare la lingua in nuovi contesti. Abbiamo deciso che il siciliano merita una cosa così, e con un paio di siciliani, un gruppo di siciliani che organizziamo su Telegram e Reddit, organizziamo questa cosa, eppure facciamo tante risorse per aiutare siciliani e la diaspora a studiare questa lingua e esercitare la lingua. Però devo dire che sono molto molto carico a sentire Davide, Ignazio e il signor Latorre, a sentire che ci sono siciliani che ci tengono la lingua e che non solo pensano
solo della poesia, ma di veramente cambiare la situazione in Sicilia e fare la lingua ufficiale e vedere il modello spagnolo come una cosa che possiamo riprodurre in Sicilia e in Italia, perché ci sono non solo l'Arberes, non solo Gallo Italico, però ci sono 12 lingue regionali che non sono riconosciute dallo Stato. Allora sono molto carico a sentire che ora cambiamo idea e fra poco possiamo cambiare pure la situazione. Allora grazie per grazie a te Nick, grazie. Ma vedrai che avremo modo di continuare questo percorso e perché no organizzare, anche se c'è un oceano di mezzo, tante altre attività, e magari parliamo solo in siciliano, così ne capiamo meglio, va?